questo locale non è chiuso, non è sequestrato. Noi eravamo qua intorno alle 11:30 a sistemare il locale per l'apertura e praticamente abbiamo sentito un grande boato e niente, ci siamo diretti verso, cioè dall'altra parte pensando che magari fosse caduto qualcosa e cos'è. Poi abbiamo sentito scappate, siamo usciti tutti scappando, giustamente lasciando tutto là dentro, telefoni, tutto quello che è. Fatte allontanare si vedeva benissimo tutto il fuoco che usciva, tutto. Abbiamo visto anche che hanno provato a spegnere con degli estintori, però ovviamente non ce l'ha fatta, quindi la situazione è andata così.